Il periodo fra marzo e maggio è stato anche per il Veneto il più piovoso degli ultimi 150-200 anni, cioè da quando all'incirca sono cominciate le misurazioni meteorologiche. Maggio da solo invece è stato il più freddo dal 1991. A fornire le prime indicazioni su questa anomala primavera la Società Meteorologica Italiana. E per il fine settimana non si attende nulla di buono. A nord-est sono previsti ancora temporali e rovesci. Adesso siamo ancora alle prese con delle fasi di instabilità, nuvolosità, eccetera. Non è un tempo sempre guasto, diciamo così, però delle precipitazioni sono sempre in vista qua e là, anche a carattere di rovescio temporale. Piogge e temporali forti dunque per sabato, sole la domenica mattina, ma ancora piovaschi isolati nel pomeriggio, soprattutto nella parte nord della regione. Le temperature dovrebbero gradualmente rialzarsi un po', però faticheranno ad arrivare alle medie del periodo. Ci arriveranno, ma non andremo a valori estivi, diciamo, quantomeno a breve. E continua il periodo nero per il turismo nelle località di villeggiatura della costa. A Jesolo spiagge deserte, anche gli stranieri girano il camper e se ne vanno. Gli stranieri in questo momento sono quelli che ci stanno sostenendo, molti sì, si sono girati e stanno rientrando, ma quelli che avete visto uscire probabilmente possono anche approfittare di quelle che sono le alternative che il nostro territorio in questo momento offre, che vanno dalle città d'arte a altre situazioni che insomma comunque attirano ancora gran parte dei turisti.